Nascendo in quel paese abbiamo già capito subito dall'inizio che il paese, almeno io l'ho capito, che il mio paese è nato come uno stato cuscinetto, un padre noi non abbiamo mai avuto e nello stesso momento per la mia generazione quell'arrivo del 2001 in Afghanistan era come ricevere un padre, no? E sono cresciuto con loro, tutti quelli della mia generazione. E poi nello stesso momento, mentre stai cominciando a camminare, ti lasciano le mani, cadi per terra. E io sono in quella situazione e come tutto il resto del mio paese. Però secondo me c'è ancora tempo, possiamo capire, perché vedo che tutta Italia, nel mio caso specifico, ha avuto il cuore e l'ho sentito. Anche Ahmed Hamadi ha preso parte al flash mob in campo San Geremia. Nelle scorse settimane si è battuto per far rientrare in Italia la sorella Zara, attivista per i diritti delle donne, bloccata in Afghanistan dopo la presa dei talebani. Ma nonostante questo traguardo, Ahmed dice di non riuscire a essere completamente felice. C'è un mondo lì, ci sono delle persone che hanno bisogno di noi, mi sono esposto e chiedono, e quindi ogni nome che mi viene davanti e spesso mi fa ricordare una memoria e va qui direttamente, e quindi non riesco veramente ad essere felice ed idem anche per lei. C'è disperazione nelle parole di chi è in Italia ma con i familiari bloccati lì. Adesso in una settimana arrivati 1,5 milioni di sfollati in Pakistan, il confine è chiuso e la fanno entrare, ci sono donne che vengono picchiate del confine, sono i talebani che picchiano, lasciamo stare tutto il resto del paese. La mia famiglia è in lista. Però non lo stanno chiamando, non la fanno entrare. Stamattina mi hanno detto: ti senti rischiare la tua famiglia e mandare in aeroporto? Ho detto no, ci sono i bambini, ci sono i miei nipotini, come faccio? Se vengono schiacciati lì, come faccio a vivere per il resto della mia vita questa cosa qua? Vorrei veramente stare là, abbracciare una bambina, un bambino che veramente ha bisogno